We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Ben ritrovati a Chiacchiere e Caffè. Noi di solito vi raccontiamo storie. Queste storie possono essere divertenti, allegre, alle volte possono essere molto più intense e toccanti. Ed è il caso di oggi. Oggi noi parleremo di alcolismo in famiglia, lo faremo insieme alle mie ospiti, due membri dell'associazione Al-Anon. Abbiamo dato loro due nomi fittizi, vi vado a presentare Roberta e Giada. Buongiorno a entrambe e grazie di essere quest'oggi con noi. Buongiorno. Allora, innanzitutto Roberta, l'alcolismo è una malattia perché è stato riconosciuto dal Ministero una malattia a tutti gli effetti? Per noi della famiglia sì, è una malattia. E perché riguarda la famiglia e non solo il singolo alcolizzato? Perché l'atteggiamento dell'alcolista in famiglia è sempre incoerente, non dà sicurezza, quando poi non ci siano anche violenze di tipo psicologico o anche fisico, e la famiglia gira intorno all'alcolista, sempre, in qualsiasi situazione, anche nelle meno drammatiche, comunque tutta la famiglia gira intorno all'alcolista. Perché dici che l'alcolista è incoerente? Perché sono due persone diverse. Quando è sobrio e quando ha bevuto, ti ritrovi a parlare con due persone completamente diverse. Per aiutare la famiglia in questo difficile problema, in questa malattia, perché è giusto chiamarla con i dovuti termini, c'è appunto l'associazione Al-Anon, che se non sbaglio nasce negli Stati Uniti nel 1951, poi dal 1976 opera anche qui in Italia. Cos'è questa associazione? Allora, questa associazione nasce, come hai detto, nei primi anni 50 in America, dove si sono formati quasi spontaneamente i primi gruppi dei familiari dei fondatori di Alcolisti Anonimi, e si è formata questa associazione che adesso è diffusa in 115 paesi in tutto il mondo con 30.000 gruppi Al-Anon e 3.000 gruppi Alatin che fanno parte integrante di Al-Anon, ma È una costola di Al-Anon. È una costola di Al-Anon che si occupa dei figli adolescenti. Quindi con una particolare attenzione rivolta ai più giovani. Ai più giovani, che non sanno spesso esprimere i loro disagi, ma che comunque li vivono. Chi può accedere ad Al-Anon? Chi sono i membri dell'associazione? Allora, possono accedere ad Al-Anon tutte le persone che sono state coinvolte nel bere di una persona, sia un amico, un datore di lavoro, un familiare, una sorella, un fratello, tutti. So che le tipologie di riunione sono due, una diciamo chiusa ed un'altra invece dove c'è la possibilità per dei professionisti di approcciarsi a questo mondo. Ci vuoi parlare di questa differenza? Allora, le riunioni chiuse Al-Anon sono solo per i membri Al-Anon, dove ci si scambia le esperienze e si condivide i problemi causati dall'alcolismo. Nelle riunioni aperte invece possono partecipare professionisti o medici, assessori, assistenti sociali, tutte quelle persone che sono interessate a questo problema o che vogliono conoscerlo a fondo. Ecco, pensi che per queste categorie, spesso anche per il ruolo che rivestono, tu appunto citavi medici, citavi assessori, quindi istituzioni, sia
utile capire fino in fondo il problema e sentirne parlare non da esperti che hanno titoli, lauree e quant'altro, ma da chi l'ha veramente vissuto. Senza escludere l'importanza dei medici o di chi si occupa di questi problemi a livello istituzionale, nessuno più di chi l'ha vissuto sulla propria pelle può capire quanto questo problema influisca sulla famiglia. L'alcolismo è un problema diffuso in Italia o no? Molto diffuso, perché gli alcolisti, si immagina l'alcolista come il barbone, la persona che non ha famiglia, che vive ai margini della società. Nella realtà invece l'alcolista spesso è un padre di famiglia, una persona che lavora normalmente, che porta a casa lo stipendio, che comunque ha questo problema di dipendenza che influisce poi nei suoi comportamenti. Come viene percepita dalla società questa malattia? C'è un po' il rifiuto? Si tende a emarginare. Si emargina non solo l'alcolista, lo si vede come un vizioso, come una persona che volutamente si autodistrugge, che distrugge la famiglia e soprattutto spesso la famiglia viene accusata di questo problema, come se fosse la causa o comunque la famiglia è quella che non riesce ad aiutare la persona malata. Voi di Al-Anon vi definite un gruppo di sostegno e non una terapia medica. Ecco, chiariamo questa differenza. Siete un gruppo di sostegno e in che forma date sostegno? Allora, il sostegno che diamo noi in Al-Anon è un sostegno, l'esperienza di una persona che ha vissuto il problema dell'alcolismo ed è riuscita attraverso Al-Anon ad uscirne, a riprendere in mano la propria vita, può essere l'esempio migliore per chi questo problema lo sta vivendo. Nella chiacchierata prima di questa trasmissione tu mi hai detto siamo un gruppo di auto-mutuo aiuto. Ci sono queste due parole importanti, auto e mutuo. Questo mi fa capire che prima di aiutare gli altri bisogna aiutare se stessi. Io ho avuto bisogno di aiutare me stessa e la mia esperienza mi porta ad aiutare gli altri, perché aiutando gli altri ricordo che cosa sono e non perdo mai di vista le cose più importanti. Quindi auto e mutuo sono due componenti strettamente legate, l'una non potrebbe essere senza l'altra. No. No. Ascolta, un familiare o un amico che ritrova il proprio equilibrio può essere di aiuto per l'alcolizzato? Sicuramente sì. Un cambiamento di atteggiamento in famiglia può indurre l'alcolista a cercare aiuto, può aiutarlo a prendere coscienza che deve fare qualcosa. Perché l'aiuto il mio cambiamento influisce nell'andamento della famiglia. E quindi pensi che possa essere anche un incentivo a smettere di bere? Quantomeno cercare aiuto. Ascolta, alle vostre riunioni possono partecipare anche persone i cui parenti oppure amici continuano a tuttora ad avere questo problema? L'affluenza in Al-Anon può avvenire indipendentemente se l'alcolista ha deciso di curarsi o meno. Per noi non è importante, l'importante è che una persona abbia questo problema, lo viva e abbia il desiderio di fare qualcosa. Il vostro programma in un certo senso è un po' parallelo a quello degli alcolisti anonimi. So che è strutturato in 12 passi. Che cosa significa? I 12 passi sono un percorso di recupero per la famiglia o per chi è stato coinvolto dalla malattia dell'alcolismo.
che parte da un primo passo che parla di accettazione della malattia e della nostra vita che è diventata incontrollabile e via via è un percorso di recupero. Ecco, tu hai parlato proprio del primo passo di accettazione, adesso noi lo vedremo anche in grafica. Il primo passo dice: abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte all'alcol e di non poter più controllare la nostra vita. Quindi anche per voi familiari è del tutto importante ammettere da soli non ce la facciamo. Sì. E qual è l'errore che comunemente si commette in questi casi? È proprio il pensiero di potercela fare da soli. Chiedere aiuto costa tanta fatica perché vuol dire ammettere un fallimento, almeno la famiglia lo vive così, come un fallimento. E chiedere aiuto è molto difficile, e per cui quando lo si fa è perché si è già arrivati a livelli insopportabili. Tu prima mi dicevi che spesso le persone prima di rivolgersi all'associazione sono convinte quando l'alcolista dice sì, tanto smetto, sono convinte di questo, poi in realtà non avviene quasi mai così. Noi abbiamo la convinzione che con le buone o con le cattive di riuscire a controllare questa cosa in famiglia e amiamo, fra virgolette, talmente tanto questa persona che pensiamo che ce la farà. Se mi ha promesso questa volta, mi ha promesso ed era convinto, questa volta sicuramente ce la farà. Però invece questo tipo di approccio mi dici che è del tutto sbagliato e che forse non aiuta l'alcolizzato a smettere. Non aiuta l'alcolista a smettere perché non ne è capace ed è questo che noi sbagliamo come familiari, perché pensiamo che se lui lo vuole lo può fare. E l'idea che non è dalla sua volontà che può nascere la sobrietà, ma che ha bisogno di aiuto esterno, e questo noi familiari facciamo fatica ad accettarlo. Tu prima mi hai detto che i 12 passi sono un percorso spirituale. In che senso sono un percorso spirituale da non confondere con un percorso religioso, che sono due cose completamente differenti? La malattia la famiglia si ammala nello spirito. È lo spirito della famiglia che è ammalato. Le condizioni in cui vive una famiglia li porta a vedere le cose sempre in modo esagerato. Quando uno è ammalato nello spirito vede la vita in nero, sempre e comunque. Perde di vista le cose più importanti, gli affetti, l'amore per i figli. Non è che non ami i figli, ma non li sai più trattare nel modo giusto, non li sai preservare, non li sai aiutare. E spesso vengono fuori depressioni, esaurimenti nervosi, malattie di questo tipo che poi influiscono nella vita. Che cosa vuol dire comprendere i passi e poi viverli? È un percorso faticoso, molto bello però. Vuol dire capire se stessi, conoscerci profondamente, prendere consapevolezza dei propri errori, dei propri difetti, ma anche dei propri pregi e delle proprie possibilità. Vuol dire rinascere a nuova vita quasi. Quali materiali di supporto vengono forniti alle riunioni di Al-Anon? Noi abbiamo tutta una serie di letteratura. So che ci hai portato anche le copertine, sì. Adesso noi le vedremo in grafica. Sì, questa è una piccola parte della nostra letteratura che noi nelle nostre riunioni leggiamo, facciamo delle letture su questo
e ognuno si confronta su quanto letto per il percorso che è riuscito a fare. Io sono riuscita a fare questa cosa in questo modo e piano piano si progredisce. Ti voglio citare il 12° passo. Avendo ottenuto, per mezzo di questi passi, un risveglio spirituale, abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio ad altri e di mettere in pratica questi principi in tutti i campi della nostra vita. Quindi il percorso che viene fatto attraverso l'associazione, poi uno lo mette in pratica nella vita a 360 gradi e non limitatamente a quel problema. Sì, io provo a pensare ad altre situazioni che succedono nelle famiglie, indipendentemente dall'alcolismo, quando la pazienza, la tolleranza, il rispetto per gli altri, la consapevolezza di se stessi, ti porta a vivere con gli altri in modo diverso, confrontarti con gli altri, apprezzare la vita e viverla con il giusto ottimismo ti porta a relazionarti con gli altri in modo molto diverso, senza contare che il 12° passo mi dice che devo portare fuori questo messaggio di speranza. È come dire, io do un senso alle sofferenze patite durante l'alcolismo. Perché lo posso testimoniare. Posso testimoniarlo, ma non solo per testimoniarlo, ma per dare speranza agli altri. Si può fare insieme. Accanto ai 12 passi ci sono 12 tradizioni e la 12ª riguarda proprio l'anonimato, che è una delle condizioni imprescindibili del vostro programma, e dice: l'anonimato è la base spirituale di tutte le nostre tradizioni e dobbiamo sempre ricordarci di porre i principi al di sopra delle persone. Questa è per voi una forma di vergogna o piuttosto una forma di protezione verso voi stessi e verso l'alcolista? È una forma di protezione verso noi stessi e verso i nostri familiari, perché ci possono essere anche dei minori, possono essere dei figli che hanno dei lavori o degli impegni nelle istituzioni che vanno salvaguardate proprio per la mentalità di vergogna che c'è nei confronti di questa malattia, ma soprattutto come preservarci dal desiderio di protagonismo. Mentre chiacchieravamo tu mi hai detto: ma alle volte io non conosco il cognome di queste persone, non so dove abitino, non so praticamente nulla di loro, eppure non sapendo nulla conosco la loro anima. E loro conoscono la mia. Quindi è uno scambio reciproco. Perché per noi non abbiamo dei registri dove le persone sono registrate, nome, cognome, indirizzo, lavoro. Noi siamo degli uguali, siamo persone che indipendentemente dalla nostra cultura, dal nostro lavoro, dalla nostra posizione sociale, ci troviamo ad affrontare un problema che è l'alcolismo. E questo alcolismo ci ha creato dei sentimenti negativi molto forti che ci hanno rovinato la vita. E quando parli con un'altra persona che hai davanti, tutto il resto non conta. È una persona che come te ha sofferto e insieme ci diamo una mano per aiutarci a guardare avanti. Io credo che sia la forma più alta dell'amore. Un altro degli aspetti che vi caratterizza è il fatto di non accettare sovvenzioni da nessuno, nemmeno da enti, istituzioni. Com'è che vi finanziate? Noi ci autofinanziamo con piccoli oboli che durante le riunioni vengono versati in modo anonimo, chi può, 1 euro, 50 centesimi, a seconda di come uno può e può o se vuole. E ci finanziamo con questi soldi perché non vogliamo accettare soldi dall'esterno, perché non vogliamo che il nostro programma venga inquinato da pressioni
di altro tipo. Prima tu mi hai citato Alatin, una sezione che è espressamente rivolta ai più piccoli. Ecco, ha di diverso che c'è uno sponsor, se ho capito bene. Che ruolo ha lo sponsor in questo caso? Lo sponsor è a tutti gli effetti un membro Al-Anon che ha fatto un percorso di recupero e che usa la propria esperienza, la propria passione per i bambini e li aiuta in modo molto morbido ad affrontare questo problema. Ecco, voglio chiudere questo blocco chiedendoti un'ultima cosa, o meglio, leggendoti la tradizione numero 1. Il nostro comune benessere dovrebbe venire, in primo luogo, il progresso individuale nella maggior parte dei casi dipende dall'unità di Al-Anon. Quindi mi pare di capire che sia una famiglia. Per te l'associazione è una famiglia? Sì, è molto più di una famiglia. In famiglia certe cose non le ho raccontate, in Al-Anon sì. Io sento delle braccia che mi avvolgono ogni volta che sono triste, ogni volta che sto male. C'è questo senso di appartenenza che mi fa bene. E alle volte devo pensare che non è importante il mio pensiero, ma è importante che sia condiviso dagli altri per creare l'unità. La famiglia quindi non è solo quella biologica, ma è quella che uno si crea? Sì. Grazie infinite Roberta. Grazie Le a voi. nostre chiacchiere proseguono. A tra poco. Ben ritornati in studio. Quest'oggi vi stiamo raccontando delle storie piuttosto intense, delle storie forti. Stiamo chiacchierando insieme a due membri dell'associazione Al-Anon, Roberta e Giada, ovviamente due nomi fittizi per preservare il loro anonimato che abbiamo spiegato prima, è una condizione imprescindibile prevista dal programma. Prima abbiamo sentito la testimonianza di Roberta e adesso invece abbiamo il piacere di sentire quella di Giada. Buongiorno Giada. Buongiorno a lei. Innanzitutto, qual è la tua storia? Io sono una giovane figlia di un padre alcolista. Sono entrata a far parte dell'Al-Anon molto presto perché la mia mamma mi portava alle riunioni settimanali visto che non poteva lasciarmi a nessuno. I libretti durante le riunioni? Coloravo i libretti al fondo della sala e comunque un po' ascoltavo, un po' entrava dentro di me quello che veniva detto. Era un po' la mascotte del gruppo che mi hanno vista crescere e mi hanno, come dire, accompagnato proprio in un percorso di crescita, di maturazione. Per te quindi è stata anche una famiglia nel vero senso della parola, perché ti hanno proprio cresciuto? Sì, mi hanno cresciuto, hanno visto tutte le difficoltà, tutti i problemi che ho incontrato, soprattutto nel rapporto con la famiglia, nel rapporto con mio padre, con mia madre, che comunque, essendo presente l'alcolismo in famiglia, ci sono grosse difficoltà, grossi problemi, dal problema economico al problema di dover cambiare casa, oppure il problema degli incidenti d'auto, tanto più che nel momento in cui tu vivi con questo problema, anche solo il trillo del telefono ti fa sobbalzare e pensare che ci sia qualcosa di brutto che può accadere o che può essere successo. Quindi tuo padre aveva questa malattia, aveva questo problema e tu come l'hai vissuto? È stato difficile, nel senso che mio padre non era la persona affidabile che io avevo bisogno che lui fosse. Si alzava molto presto la mattina per uscire, per andare a bere. Comunque ha sempre lavorato, nel senso che abbiamo sempre ricevuto lo stipendio, abbiamo sempre potuto andare avanti, anche se non sono mancate le difficoltà, non solo a livello economico, ti parlo proprio a livello emotivo.
di comportamento, perché il primo problema è comportamento, l'insicurezza, la fragilità, il sentirsi non all'altezza delle situazioni, non abbastanza brava, non abbastanza capace di relazionarsi anche con le altre persone, quindi si instaura anche una problematica di timidezza, di diffidenza rispetto alle altre persone, appunto perché in famiglia non riuscivi a trovare quella stabilità, quella serenità che invece sono necessarie a un ragazzo che cresce, perché le liti, l'ansia, la preoccupazione di dover sostenere anche mia madre che aveva bisogno di aiuto, io le ho sentite molto forti. Io ero figlia unica, sono figlia unica e quindi il mio aiuto per mia madre l'ho sentito come necessario, come fondamentale. Pensi che la malattia di tuo padre abbia in qualche modo condizionato anche il rapporto con tua madre? Sicuramente, sicuramente mia madre è entrata in una giostra, nel senso che riusciva, come dire, il suo rapportarsi con mio padre era falsato, perché cercava di controllarlo, cercava di convincerlo del fatto che l'alcolismo distruggeva lui stesso e anche la nostra famiglia, l'amore che c'era all'interno della famiglia ne viene completamente distrutto, perché nel familiare nascono tutti una serie di sentimenti di rabbia, di impotenza, di preoccupazione. Io non posso fare niente, tutto quello che io faccio per farti smettere di bere non ha nessun esito positivo, cioè io non riesco a fare nulla, quindi mi sento impotente, mi sento di non riuscire a controllare più la mia vita e la nostra famiglia, la nostra situazione. Roberta prima, definendo l'alcolista, ha detto che è incoerente, perché è come se avesse queste due facce. È stato così anche per te? Hai visto anche tu questo in tuo padre? Sì, assolutamente sì, soprattutto a livello di figura paterna, nel senso che l'uomo normalmente gestisce un po' quello che sono l'aspetto finanziario, l'aspetto del lavoro, la casa, quindi tutti questi aspetti vengono ad essere molto minati da questa inaffidabilità di una persona che in una grossa parte del tempo della sua giornata non riesce a capire quello che sta facendo, perché si trova ad essere influenzata dall'alcol che la rende una persona assolutamente irragionevole. Pur sapendo che esiste un problema, quanto è difficile ammetterlo e quanto invece è più facile dire bah, il problema è lì, faccio finta di non vederlo, metto la testa sotto la sabbia? Guarda, per me non è stato assolutamente difficile ammettere di avere un problema, perché comunque essendo entrata in Al-Anon fin da quando ero piccolissima, per me era naturale avere a fianco a me queste persone che comunque mettevano a nudo la loro anima e il loro bisogno di aiuto, i loro problemi, le loro difficoltà. Come diceva Roberta, il fatto di poter esprimere il tuo più intimo pensiero, le tue più profonde preoccupazioni, le tue agitazioni alle altre persone che comunque sai hanno vissuto le stesse cose, le stesse esperienze, ti dà un grande senso di sollievo, un grande aiuto, perché le altre persone ti sostengono quando piangi, quando hai bisogno di una mano, di una persona che ti abbracci. Nessuno fuori ti dà questo, perché è un amore che viene proprio dal condividere la stessa identica situazione, le stesse sensazioni. Tu sei entrata nell'associazione, abbiamo detto da piccola, è stata un po' una famiglia che ti ha accolto, ma secondo te qual è la molla che porta chi ha avuto un percorso diverso a dire basta, da solo non ce la faccio, ho bisogno d'aiuto? Il fatto che stai troppo male, perché nel momento in cui tu ti rendi conto che da solo non ce la puoi fare, hai bisogno di trovare qualcosa al di fuori di te per affrontare un problema che è più grande di una singola persona. È un problema che da soli non si può affrontare, per quanto io ho potuto vivere, diciamo, nella mia esperienza, nella mia propria vita. I 12 passi hai dovuto viverli sulla tua pelle. Che cosa hanno rappresentato per te? I 12 passi rappresentano un modo nuovo di vivere, è un modo nuovo, uno strumento che io ho per superare i miei difetti di carattere, perché comunque non posso dare la colpa a mio padre della mia insicurezza, della mia fragilità, della mia timidezza, e questi passi rappresentano proprio il mezzo di riscatto che io ho per riuscire a affrontare quello che io sono, ad accettarmi. Nel momento in cui riesco ad accettare le mie caratteristiche sia positive che negative, posso anche prendere
prendere coscienza di esse e fare qualcosa per cambiare quello che non va. Posso aumentare la mia autostima considerando le cose positive che riesco a fare, il mio carattere per quanto riguarda i lati positivi, ma anche voglio agire, fare qualcosa per migliorare me stessa. Ecco, visto che hai detto voglio agire, voglio fare, tutti i verbi molto propositivi, vorrei commentare insieme a te il quarto passo. Abbiamo proceduto ad un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi. In che cosa quindi hai dovuto cambiare, in che cosa reinventarti moralmente? Allora, innanzitutto è molto difficile dire io ho questo difetto. Nel momento in cui tu ammetti un tuo lato oscuro, un tuo lato di carattere difficile, ti metti a nudo, non giustifichi più un aspetto negativo ed è proprio questo il momento in cui tu dimostri la tua crescita, perché il fatto di accettare, di ammettere, già manifesta e mostra che tu hai avuto un percorso di crescita e hai accettato quel problema. Il passo 7, proprio visto che abbiamo detto che i 12 passi sono questo percorso spirituale, dice: gli abbiamo umilmente chiesto di porre rimedio alle nostre insufficienze. Quindi voi per primi ammettete: abbiamo un'insufficienza, non siamo perfetti. Certo, il fatto di rivolgersi a un potere superiore che è più grande di noi, che è al di là di noi e che può darci un segno, può dare un'indicazione alla nostra vita su come proseguire, su come continuare sulla strada più giusta, è importantissimo, perché se io non pensassi che c'è un'entità, un potere superiore oltre a me che mi può aiutare, sarei persa. Cioè tutta la mia speranza, tutta la mia fiducia sono ben riposti, perché nel momento in cui io mi sento in difficoltà, ho un problema, so comunque che anche parlandone nel gruppo, anche attraverso la preghiera, la meditazione, io posso riuscire a superare questa difficoltà, questo problema, perché mi arriverà quando io ho veramente bisogno la soluzione che stavo cercando, che prima non riuscivo a vedere perché ero troppo confusa, ero troppo agitata dal caos che c'è quando l'alcolismo entra in una famiglia. Nel momento in cui io riesco a calmare la mia emotività che è distorta dall'alcolismo, allora le cose si tranquillizzano e io riesco a vedere al di là e a capire anche qualcosa di più. Hai detto speranza vicino a parlare col gruppo, quindi parlare con il gruppo è un modo per sperare, è una forma di speranza. Certo, è un condividere come tu senti e come tu vivi la tua vita, perché noi in gruppo non parliamo fondamentalmente, principalmente dell'alcolismo, parliamo di noi stessi, del nostro modo di vivere i passi, del nostro modo anche di applicarli ad ogni situazione della vita, perché io non applico i passi solamente con il familiare alcolista, ma anche in qualsiasi caso nel momento in cui magari la mia amica mi carica di responsabilità che sono esclusivamente sue, oppure nel momento in cui un collega di lavoro vuole scaricare su di me i suoi problemi personali. Quindi io capisco che queste sono responsabilità delle altre persone e cerco per difendermi, per difendere il mio benessere, la mia serenità, di prendere su di me solo le mie responsabilità. Cioè, riesco a fare una distinzione fra quelli che sono i problemi degli altri e quelle che invece sono le cose che io devo risolvere per me stessa. Hai fatto tutti quanti esempi con il termine scaricare, mi scaricano responsabilità, mi scaricano problemi. E prima della trasmissione tu mi hai detto spesso il familiare finisce per essere un po' la stampella dell'alcolista, quello su cui l'alcolista scarica. Anche per te nel rapporto con tuo padre era così? Sì, è stato così sicuramente. Nel momento in cui il familiare copre tutte quelle che sono le conseguenze del bere dell'alcolista, l'alcolista si trova sollevato di tutto quello che potrebbe essere il male che lui ha dal bere, nel senso che nel momento in cui il familiare, la moglie, l'amico, il parente copre, trova delle scuse al fatto del bere della persona, riesce a pagargli assegni in bianco, a comprargli un'auto nuova nel momento in cui ha distrutto la precedente, l'alcolista si trova a poter continuare nella sua condizione di bevitore senza affrontare queste conseguenze.
Oltre che con i membri del gruppo, mi piace chiamarli la tua famiglia, ne avevi mai parlato con qualcun altro? Allora, è un problema che riguarda la famiglia e che si tiene strettamente riservato, perché anche i parenti, le persone strette a livello di zii, zie, che non hanno vissuto questo problema, hanno difficoltà a capire. La mia nonna aveva anche lei problemi di alcolismo, così come il fratello di mio papà, che purtroppo è morto molto giovane di cirrosi epatica, povero. Mia nonna dava a mia madre tutta la colpa del bere di mio papà, perché lei stessa non voleva accettare questa malattia propria e malattia dei figli. E quindi scaricava su un'altra persona, esterna al problema, la responsabilità è tutto quanto, anche perché lei non conosceva i gruppi Al-Anon e non sapeva che si tratta di una malattia, di un problema che non dipende da altre persone, ma è proprio un problema dell'alcolista. Se qualcuno che non fa parte dell'associazione ti dice «Ah, ti capisco», tu dentro di te pensi che ti possa capire davvero o no? È molto difficile che possa capire se non per sentito dire, se non tramite qualche lettura, qualche libro che questa persona può aver fatto, perché comunque l'esperienza ti accomuna perché hai provato la stessa emozione, la stessa angoscia, la stessa blocco allo stomaco, altrimenti se non hai vissuto quella situazione è difficile poter esprimere un parere o un'opinione. Torniamo al rapporto con tuo padre. Senza dubbio è stato un rapporto che ti ha fatto soffrire a causa di questo problema. Hai mai provato rabbia per il fatto di dire io pago le conseguenze di un problema che non è mio, che non ho voluto, che non ho cercato? No, guarda, rabbia, posso dire rabbia nel senso che forse mi sono sentita in grossa difficoltà, è stata una prova che io ho dovuto superare e affrontare. Però sono anche grata a mio padre e anche al potere superiore di aver incontrato questo problema, perché altrimenti non avrei mai potuto conoscere il programma di Al-Anon e non avrei mai potuto incontrare queste persone che mi hanno dato proprio una spinta per migliorarmi, per cambiare. Quindi è più quello che ho ricevuto dall'associazione, da tutte le persone che ci vivono, che non quello che l'alcolismo in realtà mi ha tolto, perché mi ha dato il modo per crescere. È stato un male che però grazie ad Al-Anon si riesce a trasformare in bene. Ti sei mai sentita in qualche modo responsabile verso la malattia di tuo padre, nel senso di dire magari è colpa mia perché non ho saputo aiutarlo bene? No, non mi sono mai sentita responsabile. È stata una cosa che è capitata, mi ci sono trovata dentro e ho cercato di affrontarla nel miglior modo possibile, visto che appunto il programma mi dava degli strumenti da seguire, dei passi da utilizzare ogni giorno. È molto dura, è stata molto dura ed è tuttora dura, nel senso che comunque ogni giorno mi trovo ad affrontare situazioni, persone e cose che richiedono l'applicazione di passi. Se io voglio continuare a mantenere la mia serenità, ad essere serena, tranquilla, a vivere felice e bene la mia vita, posso utilizzare i passi, perché altrimenti rischio di andare fuori strada, di farmi coinvolgere da cose che magari non mi riguardano, non mi competono. Ecco, mi pare di capire che anche se si chiamano passi e quindi uno dice ma sono arrivato al 12°, quindi ho percorso tutto il cammino, in realtà non si finisce mai di percorrere il cammino, i passi vanno messi in pratica ogni giorno. Sì, hai ragione, nel senso che nel momento in cui tu ti trovi in una determinata situazione, nel 99% dei casi puoi applicare un passo, uno slogan, una tradizione, un'idea del programma che si adatta perfettamente a quella situazione e in quel modo tu riesci ad affrontare la situazione in maniera positiva, perché quello che ho potuto vivere nella mia esperienza con l'alcolismo è che tu reagisci, anziché agire in maniera consapevole, razionale agli eventi, tu ti lasci trasportare, sei talmente confuso, agitato, sconvolto che non riesci a reagire in maniera corretta e positiva a tutto quello che ti capita. Non parlo solo appunto con l'alcolismo, ma parlo anche proprio a livello generale, a livello di relazioni con le persone. Nel dover affrontare il problema di tuo padre, hai mai provato vergogna? No, perché comunque ho capito subito che era una malattia, in Al-Anon mi hanno detto è un problema che lui non riesce a controllare.
quindi io non avevo motivo di avere vergogna, anche se lui era mio padre, io gli volevo bene, gli voglio bene e so che lui fa il possibile per riuscire a controllare questa cosa. E secondo te le persone, magari prima di intraprendere un percorso come il vostro, spesso accade che provino vergogna? Sì, sicuramente. Nel momento in cui tu non conosci questa malattia, non conosci Al-Anon, le informazioni che uno ha di questo problema sono: quello è un ubriaco, quello è un vizioso, quello è una persona che non ha voglia di fare niente e che si dà al bere perché non sa cos'altro fare. Quindi è proprio una percezione completamente sbagliata. Così come si dice: dai, beviti un'ombra, beviti l'aperitivo, non si capisce che certe persone hanno con questa sostanza alcolica un problema, che non riescono a fermarsi nel momento in cui è brutto il primo, è brutto il secondo, però c'è anche un limite che non si deve rispettare se non si vuole cadere appunto nella patologia. Tu prima, parlandoci della tua esperienza, hai detto ma spesso sussultavo anche quando sentivo il telefono, quindi hai avuto paura. E adesso invece di che cosa hai paura? Le paure che ho adesso, guarda, io sono uscita di casa, sono andata a convivere, mi sono sposata da poco e voglio creare nella mia famiglia una nuova relazione. Voglio applicare il principio di Al-Anon per evitare che le stesse relazioni malsane o sfalsate che vivevo nella mia famiglia d'origine non si possano riproporre, perché ho visto proprio un passaggio dell'alcolismo di generazione in generazione. Quindi voglio in questo modo, voglio proprio riuscire in qualche modo attraverso il programma, attraverso questi strumenti a fermare questa cosa, a bloccarla, perché non voglio che vada a influire ancora sulla mia vita. Le paure, tutti hanno delle paure, però il programma mi dà il modo per affrontarle. Posso parlare in gruppo, posso condividere questa paura e sono consapevole, sono convinta che da ogni riunione io traggo tanto amore, tanta pace, tanta speranza anche per il futuro, perché Al-Anon è proprio un'associazione che dà fiducia e dà speranza, mentre una persona che è coinvolta in questa problematica perde completamente la visione di un futuro, perché sei completamente avviluppato da una nebbia nera, tu ti senti, come dire, perso, ti senti completamente fuori possibilità di controllo, non riesci più a capire dove devo andare, cosa posso fare per affrontare i miei problemi. Roberta, in chiusura torno un attimo da te. Abbiamo in grafica un sito internet, un numero verde che so che sono fondamentali. Chi avesse in famiglia o con un amico questo tipo di problema può dunque chiamare questo numero? Sì, chi avesse la consapevolezza di avere questo problema o il dubbio di avere questo problema in famiglia può rivolgersi al numero verde e lì troverà tutte le informazioni, la posizione dei gruppi con gli indirizzi, i numeri di telefono e le persone che sono disponibili a dare tutte le informazioni necessarie. Grazie infinite a te Roberta. Grazie infinite a Giada per averci portato la vostra testimonianza. Grazie a voi. Noi oggi vi abbiamo raccontato una storia. Se anche voi volete discuterne con noi, vi ricordo la nostra mail chiacchierecaffè@telechiara.it. Chiacchiere Caffè torna a domani. Arrivederci. We get it almost every night when that moon is big and